Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su Social. Oggi graditissimo ospite Luca Jurman, grazie di essere ritornato in Sardegna dopo un bel po' di tempo. Grazie alla Sardegna, meno male, grazie a Marco Tullio che siamo al B-Flat che come sempre questa possibilità. Come sempre porta grandi artisti. Tu sei uno dei pochi in Italia che porta alto il nome del soul, del rhythm and blues, del blues. Innanzitutto ti chiedo il rapporto con la Sardegna, perché l'abbiamo accennato, ma è importante, un filo sentimentale che prosegue da tempo e continua tutt'oggi. Allora, la Sardegna per me è proprio un altro cuore pulsante in mezzo al petto, cioè è pieno di ricordi, è pieno di amore, cioè io mi sono innamorato di questa terra tanti anni fa, conoscendo il mare della Sardegna, tra l'altro in una zona dove io non conoscevo Cagliari, non ero venuto nel sud di Sardegna, quindi ero stato nella zona sotto Olbia, quindi San Teodoro, tutta quella quindi Gallura, Calamargiolo, insomma tutta quella zona lì. E lì feci subito amicizia con una persona che oggi è venuta a mancare, però con un amico molto importante, e da allora ho cominciato a frequentare la Sardegna. Poi i primi lavori importanti li ho fatti sempre nella zona di Portocervo, quindi lì ero sempre ospite lì a Portocervo, quindi a suonare, a cantare in posti molto d'élite. Abbiamo addirittura lanciato il Billionaire, quindi c'è proprio l'apertura storica. Nel contempo, nel 94-95 sono venuto a Cagliari, a Villa Simius per lavoro, non a Cagliari. E lì ho conosciuto dei musicisti, degli amici che insomma tutt'oggi, come Pier Giorgio, come Piggio, che è amico mio dal 95, abbiamo questa amicizia ormai trentennale. 27 anni sono tanti, diciamo che io non avevo più i capelli già da allora, li ero già rasato, mentre Pier Giorgio li aveva, quindi io ho seguito la moda, come puoi vedere. Esatto. E quindi lì poi mi sono innamorato di Cagliari. Ho trovato veramente persone a cui mi sono legato tantissimo, luoghi, posti. Ho visto Poetto quando era bianco e poi l'ho visto quando era grigio. Si è abbronzato. Si è abbronzato. A Poetto avevo scritto anche una canzone che era Ogni notte, proprio di notte l'abbiamo scritta, con le onde sulla spiaggia. La Sardegna è proprio un mondo a sé, che io capisco quando il sardo non vuole uscire, no? dalla sua isola, perché è proprio un'isola particolare, anche se poi si lamenta sempre per tante mancanze, però non esce mai alla fine, no? Cioè la radice torna sempre. Non se ne va. E lo capisco perché è un mondo. E come hai fatto a portare Carlo Palmas da Cagliari a Milano? È stata una grande forzatura lì. Che salutiamo Carlo, ovviamente. Sì, certo, è stata una grande forzatura perché poi a Milano c'era già un nostro amico che era colui che mi ha portato qui nel Sud Sardegna, che è Antonio Galbiati, salutiamo anche Anto. Con cui insomma eravamo già amici da tempo. E mi portò lui dicendo dai vieni a fare un'estate, ci divertiamo. Io ero un po' restio perché non avevo voglia di muovermi, così ho detto vengo. E da lì è stata questa grande passione. Cagliari poi per me è stato un punto strano, perché mentre nel nord della Sardegna io lavoravo nei locali di grande livello popolare, diciamo del jet set, no? In qualche modo, esatto, ecco. popolare, e quindi facevo dei camei. Attraverso Pier Giorgio e le sue conoscenze siamo riusciti poi pian piano ad avvicinarci invece alla Sardegna con quello che sono io a livello live, a livello di genere musicale. E quindi abbiamo cominciato a girare i locali di Cagliari e nella zona, Villa Simius, Cagliari, Carbonia, insomma abbiamo fatto un po' di giri. E da lì basta, lì è nato un grande amore. C'è stata un'estate in cui sono stato 48 giorni qui, non volevo tornare più. Un sardo acquisito sì, ormai. Sì. 48 giorni poi tra l'altro con Pier Giorgio tutti i giorni, cioè praticamente abbiamo convissuto una coppia di fatto amici. era No, eravamo grandi amici, cioè
adesso no, ci odiamo per quello, Ecco. però no, scherzo. Nel senso, lì è nata proprio una grande, si è saldata proprio un'amicizia molto forte, eravamo proprio come due fratelli. Luca, ascoltavo prima l'intervista, lo dico, con Matteo Bruni, che anche lui è un Certo. amico, e raccontavi dei tuoi esodi, dagli anni '80, da bambino, da ragazzino, innamorato della musica, però, dicevamo prima, in inizio di chiacchierata, non è la musica, perché musica ce n'è tanta in giro, però perché hai scelto o ti sei innamorato di quel tipo di musica? Hai detto Stevie Wonder, Luther Vandross, cioè stiamo parlando sempre di pezzi grossi ovviamente, però non perché, cioè il pop diverso, no? In qualche modo. Ma guarda, È per caratteristiche della voce, ad esempio, che ti sentivi ma, più nella tua comfort zone? ma no, non esiste una comfort zone, cioè è sbagliato secondo me anche dire comfort zone, perché il comfort zone vuol dire che praticamente ti autolimiti, no? Ok. Cioè sei in una zona limitata. Non ti dai No, sfide, invece diciamo. lì non c'è la comfort zone, cioè, No, no, anzi, direi proprio di no. diciamo che proprio è il contrario, il fatto che non ci sia una comfort zone, che mi ha sempre portato a questa sfida, no, nella vita, e il jazz, il soul, l'R&B, e arrivando anche poi dagli studi classici, quindi da Beethoven, da Chopin, da Mozart, insomma, poi più Beethoven e Chopin, ero più intimista, per non dire più cupa, no? Però Più molto, introverso. sì, era una sensibilità molto forte. Diciamo che nel jazz, nel soul e soprattutto nel soul R&B, nella parte vocale soul R&B, ho trovato una matrice fondamentale, perché poi arrivava anche dal gospel lì, quindi qualcosa di molto 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 potente, molto difficile, ma una volta che ci entri dentro, come dire, non esci più. Quindi tutto il resto diventava possibile. Invece l'impossibile era la cosa che volevo raggiungere e che sentivo dentro, perché mi sentivo molto legato a quello. Poi ho scoperto chiaramente crescendo che avevo delle discendenze di un certo tipo che magari mi richiamavano in quelle situazioni lì, il DNA che ti porta in quello. Però sin da ragazzino sono cresciuto un po', come dicevo, tra musica classica, blues, soul, R&B, quindi sono cresciuto così, sin da ragazzino, quindi si mangiava a casa anche quello, quindi ascoltavi Nat King Cole, Ray Charles, ascoltavi Platres allora, o che ne so, tutto quello che riguardava un po' quel mondo, dove c'era anche la parte di blues poco conosciuto, andavi anche da Aretha Franklin, allora in quel periodo in Italia Non c'era quella non cultura c'era musicale quella proprio. roba lì, no? Quindi dovevi andare a trovare dei dischi, Cioè delle parlavi della registrazioni. Motown, sembrava che parlassi di La Motown astrofisica però nucleare. era una moto, la Motown, Ecco. capito? Cioè, quindi la Motown era una moto. No, era impossibile parlare di Marvin Gaye, di parlare di Donny Hathaway, erano tutte cose che dovevi scoprire conoscendo delle persone che ti facevano conoscere quell'artista piuttosto che quello, piuttosto che quell'altro, perché era impossibile. Tante le collaborazioni, tante le produzioni, sei passato anche dalla pubblicità, anche se Sì. tu la faccia non l'hai mai messa, però il tuo timbro di voce, i tuoi vocalizzi, il tuo appunto modo di cantare non è mai passato inosservato, però ti chiedo, è stato più come posso dire, una necessità? Avresti voluto in qualche modo anche associare la voce anche alla faccia? Assolutamente sì, però quello era un lavoro bellissimo, perché lavorare in pubblicità imparavi a scrivere, e a cantare, a vendere un prodotto, a sensibilizzare la gente con la voce o con la musica che scrivevi, ovviamente per avvicinargli un prodotto in pochi secondi. È chiaro che poi è stata una vita combattuta, perché poi mentre lavoravo con Eros Ramazzotti, con Lara Pausini, con tutti questi grandi nomi, io volevo portare avanti il mio progetto e non riuscivo mai a farlo, mai a portarlo avanti. Quindi questo era il rammarico, che non sono mai riuscito ad andare magari a Sanremo con il mio progetto. Questo è sempre stato un po' Mi rammarico. anticipi la domanda, potrebbe essere sempre il sogno per arrivare Ma a oggi come Sanremo? oggi, sai, se dovessi andare a Sanremo dovrei andarci con qualcosa che, che è contrario al senso della vendita di oggi, dei followers, degli ascolti, intesi come Spotify. Io ci andrei semplicemente per portare una canzone il più bello possibile, il più sentito possibile, e perché rimanga quella cosa lì, per dare sensibilità musicale, che una volta c'era, oggi purtroppo ti chiamano a Sanremo
se hai Sì. un seguito su Instagram, capito, su TikTok, ma io ad esempio non me ne frega niente, sto su Facebook, ma per la maggior parte ho anche Instagram, ma lo seguo di meno che Facebook ovviamente, perché Facebook ha un audio diverso, ha un contatto diverso, Sì. un pubblico anche diverso. Cristiano De André diceva ad esempio le canzoni con il fiato corto, mi pare che siano adesso la maggior parte così, cioè si punta più sul quanto seguito ha un artista piuttosto che in effetti, come dicevamo prima, magari il background, quanto ha studiato, quello che ha proposto. Ma sai, anche lì non è solo quanto è seguito viene visto però in numeri, non in persone. Cioè, perché un ragazzo oggi a 13 anni compra quella cosa, tra 2 anni quella cosa non la compra più e questo non viene considerato. Cioè, a 15 anni ne comprerà un'altra e io non voglio questo, cioè non voglio appartenere a un mercato dove chi mi compra oggi domani non mi compra più perché ne è uscito un altro e quindi si affeziona solo per quel momento, per quella cosa che hai detto e basta. Cioè, o ti piace o ti interessa come artista, quindi come me, come pubblico, io do il massimo sempre per il pubblico, o mi segui e mi seguirai sempre, o se mi segui per un mese che senso ha? Cioè Certo. mi segui per una moda, non mi segui perché ami veramente quello Troppi che artisti faccio. mordi e fuggi, insomma, diciamolo Sì, francamente, poi alla fine. non mi piace più. Copio anche in questo caso la domanda di Matteo perché parlavamo, è innegabile, il discorso legato di Amici, anche lì potrebbe essere stato forse uno spartiacque, in senso positivo perché lì finalmente sei apparso tu per quello che era il tuo background, il tuo valore come No, lì artista. sono nato come artista, io lì Come- proprio come artista zero, lì proprio non è stato considerato per nulla ad E Amici. dicevo, però l'aspetto negativo era quello che poi alla fine chi si è permesso di, non dico di giudicare, ma comunque di osservare quello che tu facevi, lo faceva senza cognizione di causa, senza sapere chi fossi tu. Ma c'è un Ecco. po' quella roba lì che è un po' un disastro, ma non nego che ovviamente Amici mi ha dato una popolarità, grazie a Dio, per un'altra parte di me, che è la mia seconda vita, che è la docenza. Ok, quindi c'è la didattica, lo studio didattico e tutto quello che riguarda appunto l'insegnamento alla docenza, che amo e che faccio tutti i giorni nella mia scuola di Milano. E quindi ho portato in TV e cercavo di portare in TV quello che era la realtà e soprattutto ho sempre cercato di educare, no? Perché il nostro compito, l'obiettivo, il compito dell'artista e del divulgatore della cultura è acculturare, non è togliere la cultura. Cioè, E quello che mi spaventa oggi come oggi, quello che vedo è che esiste il contrario. Cioè oggi si tende a standardizzare tutto ed abbassare tantissimo il livello culturale per avere controllo, tant'è che mettono giudici e didatti che non sono né giudici né didatti. Quindi questo perché? Perché fanno diventare un'opinione anche la didattica. E in quel momento, quando diventa opinione didattica, è come dire adesso metto a insegnare italiano nelle scuole qualcuno che non ha mai studiato italiano, ma per lui l'italiano è così. Quindi prendi magari una persona che anche a livello di lingua italiana non è in grado di poterle comunicare realmente, lo metti addirittura ad insegnare o perché è simpatico o perché dice quello che vuoi fargli dire tu. Insomma, è triste questa lo situazione. potremmo chiamare docenza soggettiva, passami il termine, che poi... Sì, esatto, in senso ironico proprio, perché Sì, è proprio sì. soggettivo ironico. Senti, invece partiamo da qui, Serbi Flata. Cagliari, immagino ovviamente che tu stia girando l'Italia con i progetti musicali. Adesso in realtà sono fermo. Ah, Abbiamo ecco. fatto questa cosa con Marco Tullio perché io sto in questo momento scrivendo per registrare il mio album che ormai sono anni che devo fare. Beh, la E pandemia quest'anno- non penso che abbia aiutato, no? No, beh, mi ha fatto riflettere molto. Io devo dire che sono stato anche abbastanza fortunato perché io lavoro online anche da molto tempo, quindi non è stato per me un grave. Anzi, ti dirò di più che per certi momenti mi ha obbligato a riflettere tantissimo, a stare molto in solitudine e in riflessione. In questo momento faccio poco live perché ho bisogno di tirar fuori quel qualcosa. Poi sicuramente appena il disco sarà pronto andrò in giro a promuoverlo e poi sicuramente mi Sarai metterò d'accordo anche benvenuto. con Marco Tullio per ritornare qui a promuovere il disco. Assolutamente, siamo in chiusura, non ti tedio oltre. Torno all'inizio, il sogno nel cassetto, perché hai fatto tanto, continui a fare tanto, immagino che la testa frulli e abbia tante idee, e non solo musicali, parliamo di progetti, ma qualcosa in particolare che tu vorresti che accadesse? Tutto quello che ancora non è accaduto.
Quindi non hai uno step successivo, visto che le sfide ti piacciono. Tutto. La musica non ha una cosa. Fare musica a 360 gradi, palco, cantare, registrare, suonare, insegnare, divulgare, collaborare, tutto. Il mio sogno del cassetto è andare avanti nella musica finché, se devo, è brutto dirlo, ma se devo morire facendo musica. Sono convinto, io sono convinto. Pigio, dicevi, perdona, visto che ci stavo andando, siamo al B-flat, assolutamente, questa sera B-flat. Ci sarà sicuramente il pienone, perché Luca oltre ad essere conosciuto, è molto amato in Sardegna. Luca, si dice come... Perché Sì, la gente qua va al assolutamente. mare. No. In occasioni come queste c'è sempre il pienone. Allora, come si dice in gergo, merda, merda, merda. Grazie. Merdissima. Grazie di essere stato presente. Grazie. Ringrazio ovviamente tutte le persone che ci hanno seguito, vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa bella chiacchierata. Prossimo appuntamento, Effetto Serra. Grazie ancora. Ciao. Ciao Luca.